Beni per un valore di 1,5 milioni di euro sono stati confiscati dalla DIE di Torino a Nicola Sisi, 53enne di Grimaldi, nel Cosentino, latitante, dopo una condanna definitiva a 13 anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Si tratta di una villa e di terreni a San Giusto Canavese, Torino, e di un'auto Audi A4. La confisca dopo il sequestro eseguito nel 2009. Gli agenti del commissariato di polizia di Paola, nel Cosentino, hanno tratto in arresto 3 giovani accusati di aver aggredito e picchiato il 23 ottobre scorso il gestore di un pub. Si tratta di Antonio Chianello, 26 anni, Alessio Chianello e Antonio Imbroinise, entrambi ventenni, tutti del luogo. I 3 sono stati ripresi da alcune telecamere di sorveglianza poste nei pressi del locale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'aggressione sarebbe scaturita dal rifiuto del gestore di versare loro da bere qualche giorno prima. Non intendono aspettare l'esito della riunione di lunedì 18 novembre in prefettura i 132 lavoratori di ex Obiettivo Lavoro di Crotone per conoscere certezze sul loro futuro. Chiedono risposte immediate e per protesta 3 donne si sono incatenate proprio sulla soglia della cappella dell'ospedale cittadino, spalleggiate dai loro colleghi. I lavoratori, che si autodefiniscono i fantasmi dell'ASP, chiedono un intervento chiaro alle istituzioni. Dalle prime ore della giornata, piogge intense stanno interessando gran parte della Calabria, in particolare la fascia ionica nei territori delle province di Catanzaro e Crotone. Sulla statale 106 a Badolato un viadotto è stato chiuso alla circolazione viaria. Nella stessa zona il traffico ferroviario è stato sospeso per oltre un'ora per l'esondazione del torrente Barone. La frazione marina di Ischia è isolata a causa dell'allagamento dei sottopassi. L'Arpacal, allo stato, ha allertato circa 40 comuni, dei quali 12 al massimo livello.